Positivo è il confronto che si è svolto ieri ad Agrigento, organizzato dall'assessorato regionale alla salute, un workshop che ha avuto come tema quello della promozione dell'allattamento al seno da parte delle mamme che partoriscono. 8 gruppi di lavoro si sono formati durante la manifestazione, si sono approfonditi vari aspetti della tematica, dalla formazione al percorso assistenziale. Il dato purtroppo che è emerso non è positivo nel nostro territorio in quanto è diminuita da parte delle mamme l'abitudine di fare allattare al seno i neonati. Dottoressa Maria Paola Ferro ha voluto essere presente a questa iniziativa oggi di promozione verso l'allattamento al seno. Ecco, lei si occupa, diciamo, del servizio NORE, osservatorio epidemiologico. Che dati dare del fenomeno? Allora, la Regione Sicilia è la regione con il più basso tasso di allattamento in Italia, però non è mai stata condotta una indagine specifica per capire perché le mamme siciliane non allattano. Quindi nell'ambito di un master di epidemiologia di secondo livello, come supporto al piano regionale di prevenzione è stata realizzata una indagine ad hoc intervistando su tutto il territorio regionale più di 1000 mamme, anche quindi nella provincia di Agrigento, a cui abbiamo fatto delle domande specifiche, chiaramente domande assolutamente ad ampio respiro riguardo come vivevano la gravidanza, se avevano fatto un corso preparto, per capire quali possono essere i determinanti che correlano l'allattamento al seno o la non voglia, ecco, di allattare al seno. I dati che abbiamo elaborato, che stiamo elaborando in realtà sono quelli alla dimissione al primo mese di vita del bimbo e attualmente stiamo richiamando le mamme anche per fare un confronto temporale a 180 giorni, quindi a 6 mesi di vita del bimbo. È una problematica sicuramente di primaria importanza, soprattutto per quanto riguarda la salute neonatale principalmente e anche per una salute materna. L'allattamento viene promosso, oggi ci sono dei decreti, il nostro assessorato ha proprio fornito un decreto nell'anno in corso proprio per promuovere l'allattamento materno che da dati statistici si vede essere molto molto basso. Credo che sia al di sotto proprio di una percentuale inferiore al 30% e nello stesso tempo questo allattamento viene spesso abbandonato già dopo il primo mese di vita o entro i 3 mesi di vita. Quindi è un interesse che l'assessorato promuove in accordo con il Ministero, quello di spingere l'allattamento verso percentuali sicuramente più alte per un periodo sicuramente più lungo che vada almeno oltre il 6° mese di vita.